Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 9. Finalmente continuiamo. Nell'episodio precedente abbiamo visto cos'è la baraccopoli. Abbiamo conosciuto... Ma merda. Cagare. Abbiamo conosciuto il nostro Willis, che quindi è una spia inviata qua per studiare l'isola, cercare di capire i tranelli di Hoyt, che abbiamo capito che è il capo di Vaas e anche di Vaas. Bene, siamo... Che rumori ambientali fantastici che ha sto gioco. Ci troviamo in mezzo al nulla e la nostra missione principale ci indica di andare esattamente qui, in questo obiettivo. Figlio di puttana! Sì! Sono veramente curioso di scoprire come crasheremo oggi. Fermi tutti, abbiamo un avampostello. Che dici, te ne privi? Allora, abbiamo l'istinto di caccia. Bene, vediamo se pinga i nemici. No, però i cani sì. Quanti cazzo di cani ci sono? Ma stai scherzando? Abbiamo 3000 cani. Ma che cazzo significa? È solo di cane? No. Il cane non dice che posto di merda. Vediamo, tiro... Oddio. Ma porca madonna. Ma che cazzo significa? Che arma abbiamo secondaria, per curiosità? Minchia, il pompa. Ma raga, ma è pieno di cani, stava a posto. Ma è uno scherzo? Vabbè, ma scusa, perdonami, è pieno di cani sì, ma c'è soltanto uno e due persone. Dai, forse se riusciamo ci diamo i due e poi i cani. Ma scusa, io faccio una roba, no? Attiro tutti i cani lì e vai a cagare, no? Madonna, aiuto. Aiuto. Ma porca madonna. Ma culo. Li ho fatti tutti? Quasi. Aia, porca madonna, questo non è un cane, è un cazzo di drago di comodo. Vaffanculo. Ma guarda che fortuna, eh. Buongiorno, cagnolino. Ma no, stanno venendo persone. Madonna. Ok, con calma. Non riesco a capire che cazzo è successo, ma l'avamposto dei cani. Mamma mia, però il pompa quanto è potente. Ok, non dovrebbe esserci più nessuno. No, sono arrivati i rinforzi. Meglio dare un'occhiata. Disattiva sta allarme, disattiva. In teoria non l'hanno suonato. È un caso che ci hanno sgamato. Completamente un caso. Tipo come in questo caso. Aia. Fatto. Vedi, non l'avevano ancora suonato. È venuto uno a caso a rompere il cazzo. Bene, avamposto completato, siamo crashati. No, ok, era la laggata della vita. Oddio, ma è una C4 quella che ho appena trovato. Ok, punto abilità ottenuto, che ci fa comodo. I Rakiat arrivano sempre stra in ritardo e fanno capire che loro hanno fatto qualcosa. Qua dentro c'è una memory card, kit medico, cassettina, memory card. Perfetto, vendiamo tutte le cazzate che abbiamo. Vendi subito. Eccolo qua. Abbiamo tutto noi. Abbiamo 1800. Dobbiamo cercare di guadagnare dei soldi, che voglio prendermi il cannone. Non il cannone da fumare, ma intendo proprio il cannone. Un'arma, la revolver, il super revolver. Il giallo è un altro animale unico. Infatti qua c'è scritto, vedi, animale raro. Mentre questo qui usa l'RPG per spazzare via i cani. Adesso voi prendetemi qualsiasi persona sana di mente che utilizzerebbe un cazzo di bazooka per cacciare via dei cani. Il nostro personaggio Jason lo farebbe. Allora, continuiamo ad andare verso l'obiettivo. Non so dove ci porterà, ma ci buttiamo qua dritto per dritto, senza nessuna paura, madonna. Per altri consigli seguimi anche su TikTok. Come se non fosse successo niente. Usciamo così tranquilli e ci riprendiamo la macchina. Non abbiamo paura, qui si muovono i contanti. Vai. Adesso, per un test scientifico, vediamo se la... Ok, la macchina da questa altezza esplode. Comunque, andiamo verso l'obiettivo. Dai, non dovremmo essere troppo lontani. Scivolata della vita, speriamo che non ci bughiamo come l'ultima volta. Dai.
Sì, aia, mamma mia, mi sono stoccato. Cazzo, pure la siringa fa cagare, non mi cura manco del tutto. Ok, dai, manca un po', ma non manca tantissimo. A questo punto prendo la barca, raga, sono completamente a piedi. E con C vado all'arma fissa. Minchia, se ci sono dei nemici metto sulla torretta, sti gran cazzi. Se non ricordo male dall'ultimo episodio, dovremmo avere delle coordinate dove stanno portando il nostro amico. Non mi ricordo se è Riley. Non farti scoprire. Ok, è una missione furtiva. Qua abbiamo l'elicottero. Purtroppo nel gioco non si può prendere l'elicottero. La cosa che mi dispiace è non aver portato qualche altra arma silenziata, magari il cecchino. Dobbiamo stare molto attenti perché, come potete vedere qui, i bastardi tengono degli ostaggi. Farci sgamare significa anche cessare le vite dei poveri ostaggi. Ah, ok, devo andare nella baracca prima. Va bene, perdonami, perdonami. Eccomi qua. Speriamo che non c'è gente. Ok, sono dentro. Aspetta che se ne vada, altrimenti coi tuoi amici ci fa lo spezzatino. Io voglio che sia chiara Quello è Hoyt. una cosa. Chiunque aiuti quei selvaggi finirà come i nostri amici qui. Mi sono spiegato bene? Tu, corri! Vedi una striscia rossa? Mezzo al campo minato. Ora è chiaro. Mamma mia. Divertitevi, È il ragazzi. nostro uomo. Fallo a prendere. Sei pazzo? Ha la bolla di trasporto che ti porterà a Oliver Carswell. Sarà criptata, ma posso decifrarla se mi mandi una foto. Guarda lì. Dobbiamo raggiungere quell'uomo. Lo devo salvare. Va bene, dobbiamo salvare quell'uomo che non si sa come è sopravvissuto alle due mine che gli sono esplose a 1 metro. Ma non facciamoci domande. Una cosa è sicura, intanto eliminiamo sti 2 stronzi che gli stanno ancora sparando. Sono stoccato il pollice, ma non abbiamo paura. Andiamo avanti. Che bastardi, guarda lì. Vaffanculo. Vado piano, dovrei vedere le mine. Perfetto. Abbiamo eliminato i 2 che gli sparavano. E adesso qua non c'è più niente. Adesso se andiamo piano. Esatto. Guarda lì. Ma è pieno. Aia. Ok, ok, non mi ha preso. Cammino qua che è sicuro che mine non ce ne so. No, non funziona. Insomma, se faccio il giro largo faccio prima, no? Occhio, è pieno di mine. Qua non ne vedo. Piano. Calma e gesso. Allora, Holly, come cazzo ti chiami? Sei salvo, fratello? L'agente Willis Santley mi ha chiesto di prenderti. Dice che puoi aiutarmi a trovare uno dei miei amici. Dimmi dove si trova Oliver. No, devo andare al villaggio ora. Te lo dico quando arriviamo. Vai a cagare, dai, vai a cagare già da ora. Inizia a cagare, dai. Ok, seguimi. Oh, aia. Ma porca madonna. Dove hanno piazzato le... Vabbè, minchia, sei diventato un soldato con la K. Oh, ma alla finisce di spingermi. Cazzo avanzi così. Dobbiamo arrivare. Sì, ho capito, ma non vedi questo qui? Oddio. Ah. Ma questo non ha paura di un cazzo, raga. Pusha più di me. Fatto. Madonna. Colpo alla testa, non so come. La mia casa è lassù in cima. Vieni. Sì, ma devi cercare di nasconderti. Tra l'altro, raga, ho riattivato la musica perché comunque dà quell'effetto molto atmosferico e mi dispiace di averla disattivata per 3 episodi. Come vedete, la musica gasa in queste situazioni perché è fatta molto bene la musica di Far Cry. Quella ambientale, comunque quella delle scene, che le rende ancora più epiche. E muori, figlio di sua nonna, che a sua volta era una troia. Ok, no, stai vicino. Sono qui. Aspetta che c'è gente qui. Fatto, Holly. Stammi vicino, hai rotto il cazzo. Ok. Non è il momento di andare a zonzo. Non sto andando a zonzo, ti sto parando il culo, stronzo. Aspetta che qua c'è un diamante, poi chi mi ci porta di nuovo qua a lottare. No, Holly. Holly, resisti. Madonna. Lascia stare Holly, figlio di puttana. Come provaci? Vuoi sfidarmi? Vuoi sfidarmi, stronzo? Vuoi luttarlo? Perché non lutti bene? Perché hai rompi? Beh, caga. Ok, devo difendere Rongo. Si chiama Rongo, no Holly? Perché lo chiamo Holly? Sembra libero, vado a prendere il diamante. Rongo. Non rompere i coglioni. E dopo questa
Stai vicino. Arrivo, scusami. Stavo lottando malissimo. Bastardi, mi hanno derubato. Dov'è? No, questa... Ah, era casa sua questa. Scusami. Che cazzo vuoi che ti dica? Oddio, ho preso delle mine. Ah, deve cercare... Trova i documenti. Tienili impegnati. Eh sì, sto piazzando delle mine. Non so se basta. Ho un proiettile con suoni. Preso. Mamma mia. Piazzo le mine così. Colpo alla testa. Non abbiamo paura. Hanno buttato tutto per terra. Mamma mia, bellissimo. Bello, raga, sparare su Far Cry è sempre una goduria. Questo su qualsiasi Far Cry. Anche il 3 dà quella sensazione magica quando uccidi i nemici. Sarà come cadono i cadaveri. Molto comunque realisticamente per essere un gioco del 2012. Ho capito. No. Questi forse no. Vabbè, è esploso tutto, raga. Mamma mia, ho rotto pure... Mamma mia, guarda lì, sta preso a fuoco tutto il villaggio. Aspetta, ma allora fammi per equipaggiare la Molotov. No, cazzo li fai la foto. Aia. Stanno esplodendo tutte le munizioni, guardate qua. Ma vai a cagare. Togliamo le munizioni. Ah, pure le granate. Ma vai a cagare. Vai a fanculo. Eccolo lì. Mamma mia, ma è bellissimo sto pompa. Mi arriva uno da qui. Facciamo il trickshot della vita. Mancato. E niente. Ok. L'hai trovato? Madonna, meno male. Hai trovato tutto? Ecco, ho trovato la bolla di Ok, la bolla di trasporto, eccola qua. Finalmente. Nel frattempo, Farò caffettino. una foto per Willis. Quindi in teoria missione compiuta. Adesso sappiamo le informazioni su dove può essere Oliver, quindi. Ok, ottieni i documenti. Ricevuto la foto? I pirati usano codice da età della pietra. Oliver è in viaggio sulla vecchia strada. Ti ho mandato le coordinate. Bene. Bene, abbiamo le coordinate di Oliver. Molto, molto bene, raga. Bene, a questo punto, raga, io mi dirigerei direttamente verso Oliver. Senza perdere troppo tempo, vediamo di salvare il nostro amico. Nel frattempo luttiamo i cadaveri e ne approfitto per dirvi, ragazzuoli, grazie per il supporto che state lasciando su Far Cry 3. Non me l'aspettavo, onestamente. Vi devo dire la verità, devo essere sincero. Nel frattempo premo i coglioni al buon uomo. Devo essere sincero, raga, sono rimasto così basito. Sarà magari la cam, magari volete i video fatti con la cam. Dunque a me fa piacere, io sono disposto a fare qualsiasi walkthrough, raga, anche con la cam, se è questo quello che vi piace, va. Io giusto per non farvi, per farvi godere magari il video meglio, senza avere la mia faccia in video, insomma. Sono giusto 3 milioni di chilometri, ma ce la facciamo, ce la facciamo. Dobbiamo riandare da Willis, ma è vero anche, dobbiamo sbloccarci questa torre radio. Dio, è l'avamposto più vicino, boh. Dobbiamo fare un po' di avamposti, ragazzi, no, non possiamo spostarci. Ragazzoli, ho venduto tutto e abbiamo $2.600. Chissà cosa potrebbe... Oh, ma ce l'hanno regalata. Ha fatto bene a non comprarlo, scusa. Una cosa è sicura, le armi uniche non ce le regalano. Minchia, non ce la faccio per poco. Vabbè, comunque volevo mettermi il cecchino. Quindi usiamo il cecchino al posto del nostro pompa. Dobbiamo cercare di andare verso la missione. Prendiamo la macchinina e ci vediamo direttamente al luogo. Ma porca madonna. Ma vaffanculo, sta esplodendo la macchina. Sono caduto a caso. Dove mi trovo? Oh, dai, possiamo puntare l'antenna da questo lato prima di andare. Speriamo che non crasha, perché di solito questo qui è il momento giusto quando crasha. Ogni volta che dico andiamo all'antenna. Oh, qua ci sono degli oggetti. Dobbiamo cercare di fare soldi, che manca pochissimo per il cannone lì, l'arma unica. Ok, l'antenna non è lontanissima, raga. Proviamo. Oddio, c'è... Minchia, questi qui, raga, nonostante c'hanno un solo macete, ti pushano malissimo. Con calma, non ti incazzare. Non ti incazzare. Sta pushando? Hai rotto i coglioni. Dai, non me lo dire che ci sono pure i cani. Ah, vaffanculo. Là. Mamma mia, colpo alla testa, non abbiamo paura. E siamo finalmente arrivati a destinazione. Come arrivo su questa pietra? Ah, ok. Meno male. Ci sono dei bufali che inseguivano la macchina.
Non l'ho preso? Mamma mia, guarda lì come... vabbè, raga. Che cosa vi devo dire? Ci siamo, dai, 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 che l'abbiamo conquistata. Crash adesso e bestemmio. Diamantino. Bene, è nostra. Ok, conquista. La ora gratis nei negozi. Attenzione, molto bella questa qui. Andiamo verso la missione. Nel frattempo finalmente ci siamo sbloccati questa zona qua. Poi c'è un altro avamposto e una zona di casuari molto tranquilla a livello di predatori, non c'è granché. Dai, prendiamo il quote così arriviamo velocemente. Sempre se non esplodiamo male, e infatti stiamo esplodendo. No, penso di aver scoppiato una gomma, ma l'importante è che andiamo avanti. Ma porca madonna. Ehi, ti taglio tutto io. Oh cazzo, abbiamo un minuto. Merda. Vai, 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 vai. Non chiedetemi come cazzo ho fatto a sbandare così, ma vabbè. Dai, 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 abbiamo poco tempo. Un minuto. Minchia, lì a sinistra abbiamo un avamposto. Oddio, un bufalo. Meno male che ho frenato un po'. Attenzione, bufali in mezzo alla strada. Levatevi dal cazzo. Ok, penso la strada sia giusta. Vai, 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 vai. Il tempo scorre. Oddio, c'è gente. Ma levati dal cazzo. Ok, 1 minuto e 40 per fare sta roba. Vabbè, comunque ho visto la strada, in teoria dovremmo farcela. Fammi aprire sta cassa con calma. E arrivato lì faccio C e passo alla torretta. Comunque mi rendo conto che muoio un mare di volte. Muoio. Prossimo Far Cry ce lo facciamo a una difficoltà normale, perché secondo me è un po' troppo... No, da una parte ci sta. No, 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 ok, ritiro tutto quello che ho detto. Ok ragazzi, ci siamo, passiamo alla torretta. Figlio di puttana. Oh, ma che cazzo. Ok, l'ho liberata. Quel bordo va bene. Ok. Dov'è Oliver? Che cazzo ne so? C'è una barca. Meglio aspettare di vederlo. Oh, arriva. Sento un elicottero. Dove cazzo? Eccola. Attenzione, lo stanno portando proprio adesso, Oliver. Guardalo lì. Sarà in quell'elicottero. Lì arriva. C'è un convoglio, raga. 4 auto. Una alla torretta. È lì. Eccolo. Non è in elicottero. E allora chi c'è in elicottero? Sarà Hoyt. Guarda Oliver. Cammina tranquillamente, tra l'altro. Non è minimamente impaurito. Non è legato. È un suo amico. Lo stanno picchiando. Dai, non è un suo amico. Mamma mia, raga. Possiamo sparare? Deve salire sull'elicottero. Corri, Olli, forza! Scusa, Olli. Ho una mira di merda, perdonatemi. Fuori uno. Ricarico, scusami, Fuori 2. Fuori 3, Olli, stai riparato. Guarda come spara pure lui con la K. Vabbè, dai. Oddio, ma sparano me. Questa era bella. Madonna, che mina di merda. Ma veramente? Ma lo prendo. Forse ho un po' l'abitudine di dare un pochino di anticipo alla Call of Duty. Non ne devo dare. Fatto fuori un altro. Vai, Olli. Dove cazzo sono? Che cazzo è che spara? Oh, eccolo. Vai, 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 Oliver. Minchia, sopra. Perfetto, penso di averli fatti tutti con l'esplosione. No, questo qui è sopravvissuto. Però è un coglione. Ah no, è ancora vivo. Fatto fuori, c'è un altro. Però che si vanno a nascondere proprio dietro l'esplosione. Minchia, è sopravvissuto? A cosa sei? Devo ricaricare, Olli. Oddio, ma stanno sparando a me. Ma che senso ha? Che senso ha sta roba che hanno sparato a me? Io non posso curarmi in queste condizioni. Dai, ho preso il palo, raga, non ci credo. Che cazzo è possibile che non l'abbia preso? Qui ce n'è un altro. Minchia, Oliver è stato ucciso. Ah, ma dai, però, raga, è assurdo. Poco fa ho avuto una mira di merda e non è morto. E ora invece non li stavo mancando, però in qualche modo l'hanno ucciso. Vai, 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 ruba. Minchia, questa aveva il bazooka. Vai, 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 ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Missione, vi dico, secondo me è un po' fatta male, perché i nemici possono sparare a me e io non posso curarmi. Quindi non lo so, magari è una missione fatta proprio per... Non devi smirare, magari sta lì la bravura. Grande Oliver. Andiamocene da qui. È un grande, ma non abbiamo ancora finito. Tienila dritta, roba di coglioni.
Abbiamo la torretta. Ok. Lungo il fiume, lungo il fiume. Vai, 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 vai. No, mi devo curare. Mamma mia, che due coglioni. Vai, 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 non ti buggare. Guardalo lì, Oliver. Bugga con la barca. Ok, vai, 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 vai. Ok, ce la stiamo facendo, raga. Dobbiamo cercare di sparare velocissimi, ma soprattutto precisi, perché ci sciolgono. Ne approfitto per curarmi mentre c'è un po' di pace. Non mi dire che ho ucciso l'autista così. Mamma mia. Con quale mira. Ok. Vabbè, pure l'elicottero. Cioè, ma non ho manco il tempo di curarmi, però. Ma che due coglioni. Mamma mia, la difficoltà quanto è fatta male, raga. Cioè, va, almeno in queste fasi di gioco che non dipendono da te, ma dipendi da un percorso di un NPC. Porca madonna. Fammi fare più o meno danno ai nemici. Non posso smirare, raga. Devo essere una cazzo di torretta. Adesso qua c'è un pick up. Dopo il pick up arriva la barca da qui. Perfetto, e poi c'è subito il pick up dopo. Ok. Adesso qua c'è un po' di pace e posso curarmi un po'. Poi crash. Un episodio, raga, vi dico la verità, un episodio da 30 minuti mi dura ore. Ore. Cioè io vi carico un video di 25, tra i 20 minuti e i 30 minuti, mettiamola così, e io registro ore. Ma guarda da dove mi sta facendo ricominciare, raga, guarda, non voglio manco bestemmiare. Un taglio per voi. Per me. Mamma mia, non ci voglio manco pensare. Ok, raga, siamo nella cazzo di scena. Qua ci sono due pick up. Uno viene da lì, l'altro era in fondo. Adesso qua viene una barca. Perfetto, possiamo pensare all'elicottero. Un elicottero! Subito dopo, quelli lì sul ponte. Ok, non ci credo, raga. Mamma mia, come cazzo te la devi giocare alla perfezione. Probabilmente non vi metterò tutte le scene in cui sono morto. Sappiate soltanto che sono morto tante volte. Fatta. E ce l'ho fatta, vaffanculo. Mi hai salvato. Cazzo. Stavano minacciando mio padre. Avrebbe sborsato un sacco di soldi. Holly, ti avrebbero venduto come schiavo dopo, anche se avesse pagato. Oh, cazzo. Questa è proprio una storia di merda. Non so se ne scusano. Ti conosco, Holly. Sei più forte di quel che pensi. Vieni con me. Ho un luogo sicuro per nasconderti. Ok, qua penso ritorniamo di nuovo ora alla casa del dottore, lì nella caverna. Finalmente abbiamo salvato Lisa, Oliver. Daisy! Ho trovato Oliver. Oh, ragazzi. Sono qui. Che bello vederti! Oh, sono fatto come un cammello e la serra va a fuoco. Ma dove cavolo siamo? Wow, che botta. Chi è che vuole provare prima che lo spenga? Ehi, arrivo tra un attimo. Ma Ne sei questo è fattissimo. un paradiso. Jason, quando hai un attimo vieni da me, devo mostrarti una cosa. Anch'io ho una cosa da farti vedere, vieni. Gliela sta dando, dai. Ehi, Ah, per sto Grant. costruendo una croce per Grant. Grazie. Non ho proprio avuto il tempo. Dobbiamo parlare. Parleremo, ma non ora. Devo trovare Riley. Se gli succedesse Mi qualcosa... manchi. Ok? E ti porto in giro tutte quelle armi e hai quei tatuaggi strani. Non dico che non devi salvarli, sono solo preoccupata. Stai cambiando. Lisa, tranquilla. Per la prima volta ho il controllo della mia vita. Lo so. Bando Jason, mio, ci ho grazie lavorato del tanto follow. E ho un lavoro nello studio che ti aspetta. Madonna. Ho aiutato Steve. Senti, non voglio parlare dei tuoi ex adesso. Questa è la mia vita. Devo farcela da solo. Ok. Ok. Ho capito, sei stressato, ne parliamo dopo. Ti amo. E ora vai. Prima che provi a fermarti di nuovo. Attenzione. Ovviamente è qualcosa che, vedi, sta cosa ti immerge ancora di più in quella che è la situazione. Bello, bello, bello. Mentre lei maneggia la tomba di Grant, noi ci salutiamo qui. Signori, mi dispiace soltanto che durante il discorso arriva un follower da Twitch, quindi insomma si è sentito l'alert.
Signori, io vi ringrazio per la visione. Lasciate un like se vi è piaciuto il video. Questo video ho bestemmiato. Fatti i cazzi tuoi, fammi riposare. Ci vediamo nel prossimo episodio con Far Cry 3. Ciao belli miei.